Bentrovati nel nostro face to face, 7 domande per 7 risposte. Tra qualche istante sveleremo il volto del nostro ospite e vi anticipo che lui è un direttore sportivo in ascesa, dalla personalità spiccata e da una forte voglia anche sempre di mettersi in gioco. Lui è Aurelio Lobianco. Ciao Aurelio, ben trovato. Ciao Ettore. Guarda che adesso cercheremo di capire altri lati che non sono sportivi della tua figura. Tu sei nel mondo del calcio da tantissimo tempo, diciamolo pure. La prima domanda che ti faccio è la seguente: quanta personalità ci vuole per stare nel mondo del calcio? Questa è una bella domanda tosta, ma diciamo che ci vuole tanta personalità, ma nello stesso tempo ci vuole tanto carattere, perché è un mondo molto particolare, come tu ben sai, quindi non devi lasciare niente, non devi tralasciare niente, quindi devi essere pronto a tutto e devi avere la personalità giusta per portare avanti quello che è il tuo credo. Senti, qual è la rinuncia più grande che hai fatto svolgendo il ruolo da direttore sportivo? Ma la rinuncia che ho fatto è magari passare dei momenti con la famiglia, con mia moglie, con il bambino, per il calcio. È una cosa che molte volte me lo rimprovero, però dall'altro lato anche grazie a mia moglie, che sa quanto io amo questo sport e quanto ce l'ho dentro, quindi mi asseconda su queste scelte, ecco. Qual è l'emozione più forte che hai provato da quando appunto svolgi l'attività di direttore sportivo? Ma l'emozione più forte che ho provato va sicuramente la vittoria del campionato con allora Resultana San Lorenzo, quando abbiamo vinto il campionato, abbiamo toccato la storia dalla promozione, abbiamo fatto il doppio salto, Sì. Prima categoria promozione, promozione eccellenza, ma l'anno che abbiamo vinto il campionato e siamo andati in eccellenza è stato un momento che me lo porto dentro, perché mi ha regalato delle emozioni importanti. Immagino sicuramente sono momenti che rimarranno indelebili nei ricordi della tua mente, no? Ma assolutamente, al di là di come vanno le cose, come si prosegue poi il cammino che ognuno fa, sono cose, le emozioni, e la cosa più importante sono i legami che ti lasciano le persone con cui hai trascorso dei momenti importanti. Aurelio, una domanda un po' particolare, perché vorrei sapere cosa sei pronto a sacrificare per un altro momento di gloria importante. Ma io ti dico che la cosa più importante, cioè quando tu riesci a sacrificare, se così si può dire, o comunque ad essere meno presente nella famiglia, penso che questa è la cosa più grande che si possa fare. Quindi sono pronto, ahimè, anche a sacrificare il tempo che possa dedicare alla mia famiglia per il calcio e comunque agli amici e alla vita quotidiana. Mentre invece se tu non avessi fatto il direttore sportivo, cosa ti sarebbe piaciuto essere? Ma ti dico, il direttore sportivo deve essere anche un grande allenatore. Ma io da quando faccio il direttore sportivo non sono mai entrato nelle scelte dell'allenatore, ho avuto sempre un rapporto d'affinità e di collaborazione, ma sempre deciso l'allenatore, non mi sono mai messo a dire fai questo, devi fare questo, perché è una cosa che odio, una cosa che è fuori dai miei canoni. Però ti dico che se non facevo il direttore sportivo, la cosa di fare l'allenatore mi affascinava e mi affascina tanto, perché comunque vivi il momento. Insomma, rimarresti sempre nel mondo del calcio. Assolutamente sì, il certo calcio è dentro il mio sangue, è quello che si ha dentro, è difficile, nessuno e niente può portarlo via, ecco. Il regalo più bello che potresti fare alla persona più importante della tua vita? Allora, penso che il regalo più bello che ho fatto e che ci siamo fatti è nostro figlio Che si con chiama? la mia compagna Mattia. Quindi la cosa più bella che ho realizzato insieme alla mia compagna è nostro figlio,
che sono le emozioni più assurde e più immense che ci possono essere immagino. nella vita. Ho l'impressione che però mi hai bruciato la domanda finale, perché adesso mi dovresti classificare le cose più importanti della tua vita tra famiglia, amici e dirigenti sportivi, perché è una categoria certamente che non va classificata quasi sempre con gli amici. Diciamo che la famiglia prima di tutto, Sì. sempre e comunque. Ricordiamo il nome della tua compagna? Antonella. Antonella. La famiglia sempre al primo posto, assolutamente, quella è sacra. A prescindere dai risultati A prescindere sportivi. dai risultati sportivi, e ti dico che i risultati sportivi e le soddisfazioni nel calcio avvengono solo se dietro hai una persona e una famiglia unita che ti aiuta in qualsiasi decisione tu prendi. È vero. Dopo l'esperienza a San Cataldo, mia moglie si parlava di calcio. È stata una persona di riferimento. Sì, assolutamente. Il prossimo anno cosa farai? C'era la possibilità di andare fuori la Sicilia, lei mi ha guardato e mi ha detto vai, perché so che quello che fai lo fai con passione e con amore. Quindi quando accanto hai una persona che... È giusto classificarla al primo posto. Mentre invece al secondo? Al secondo... Tra amici e dirigenti sportivi? Diciamo che sempre comunque gli amici, perché gli amici vengono subito dopo la famiglia. I dirigenti sportivi sono persone che nel percorso del lavoro e della vita incontri, ci sono quelli che diventano amici, quelli che non poi ti perdi per diverse vicissitudini, però è giusto classificare al secondo posto gli amici e poi i dirigenti sportivi, che non ti nascondo che possono nascere anche grandi legami. Assolutamente, certo, ci mancherebbe, soprattutto poi quando arrivano i risultati, no? Assolutamente. I risultati sono quelli che poi alla fine sono importanti. Però ti dico, io uno delle persone con cui sono rimasto molto legato è Antonio Cottone, che a Misilmeri non abbiamo vinto, però eravamo entrambi consapevoli che abbiamo lavorato bene, e là si è cimentata una grande amicizia, un rapporto di stima che io stimo tanto sia come uomo che come personaggio del calcio, e che mi lega tantissimo a lui. Quindi ti sei raccontato, al di là di quelli che sono le normali interviste legate a risultati, classifiche, andamenti di stagione di alcune società. Grazie Aurelio. Grazie a te, è sempre un piacere. Bene, noi chiudiamo qui lo spazio della nostra trasmissione. Appuntamento al prossimo Faccia a Faccia.